Benvenuti alla mia Sappada Experience, giorno 2. Nella precedente puntata raggiungevamo il bivacco Vissada all'imbrunire e mentre il gruppo dormiva all'interno, io facevo compagnia alle stelle. L'avventura riprende da qui. Un nuovo giorno sbadiglia con me e una nuova incantevole vista mi accarezza gli occhi, dischiudendoli sulla magnifica vallata della Val Vissada. Il bivacco affamato ci attende per colazione, così apriamo subito le danze e cuciniamo dell'ottimo tè caldo sul fuoco, gustandolo in compagnia del gioco e della bella vista, che subito mi chiama. Così mi lancio nell'esplorazione in solitaria, verso la cima più vicina, da cui godo di un grande, emozionante panorama. Ma grande è anche la fame. Così ritorna al bivacco, che nel frattempo sta già grigliando in allegria, per proporre un menù semplice ma gustoso. Terminato il pasto, il tempo stringe ed è già ora di salutare il bivacco Vissada, per rimettersi in cammino, godendo ancor di più di paesaggi incredibili alla luce del giorno. Le montagne, con la loro eterea bellezza, ci salutano da lontano, mentre affaticati ci dirigiamo alla macchina, per tornare al vicino paese di Sappada, uno dei borghi più belli d'Italia. Qui assistiamo al tipico carnevale sappadino, nel contesto di un paese molto curato, ravvivato anche dalle simpatiche maschere in legno dei contadini, che sfilano per il paese in festa, allietando grandi e piccini. Ovviamente non ci facciamo mancare un primo round di dolci caldi e qualche risata con una manicure insolita forse, mentre aleggia l'allegria che si diffonde sulle vivaci note della banda di paese. Arrivati a questo punto non poteva però mancare un secondo round di dolci, dalle generose porzioni e dalla indescrivibile bontà. Si conclude così questo mio tour con ricordi indelebili al bivacco Vissada, già interrogandomi su quale sarà la prossima avventura. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.